Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima ed è Zala Barmen ad avvantaggiarsi nei confronti di Bassù ZS. All'esterno Avica Chuck SM, mentre tra i penalizzati ha girato bene Aldebaran Rob, che precede Tornado del Vento, mentre ha girato male Argentina Lux. Così Zala Barmen completa i primi 200 metri all'avanguardia in 15,2. Si porta in scia Bassù ZS in terza posizione, Blanca Cash di fuori Avica Chuck SM. Poi ancora Regensburg a precedere Axel Nib, quindi Aldebaran Rob. Tornado del Vento, Argentina Lux alla retroguardia, Abano Cis 34 per i primi 400 metri di Zala Barmen, che prosegue in vantaggio su Bassù ZS, Avica Chuck suo malgrado costretta di fuori, mentre muove Aldebaran Rob che cerca di risalire. Intanto il battistrada ha fatto 15,9 la curva di destra e si mantiene in vantaggio. Aldebaran Rob arriva a fare la seconda pariglia alle spalle di Avica Chuck SM, 1,1,5 per i primi 800 metri di corsa. Zala Barmen in vantaggio, Bassù ZS nella sua scia, quindi Avica Chuck di fuori, Aldebaran Rob in pariglia e la metà gara del leader se ne va in 1,17,3. Zala Barmen in vantaggio, Bassù ZS nella sua scia, sempre Avica Chuck di fuori, Aldebaran Rob in pariglia, avanti a Tornado del Vento, Argentina Lux, Abano Cis, questo il treno esterno. Davanti alle tribune un paletto intorno al 15, vengono tolti i tappi ad Aldebaran Rob per provare ad agganciarsi un po' in mano, sempre pigro l'allievo di Alessandro Gocciadoro, quando siamo ormai a 600 metri dalla conclusione. Muove dalla coda Abano Cis, trova l'anticipo di Tornado del Vento e di Aldebaran Rob, che a 600 metri dalla conclusione iniziano a carburare. Aldebaran scavalca Avica Chuck, è incisivo in mezzo alla pista anche Abano Cis, che è sempre contrastato da Tornado del Vento a 400 dalla conclusione. Zala Barmen intanto ha fatto un 30,5. 2,2,5 il miglio, Zala Barmen in vantaggio, Bassù ZS nella sua scia, Aldebaran Rob di fuori in mezzo alla pista, Tornado del Vento, quando siamo ormai a 200 metri dalla conclusione, la retta d'arrivo per Zala Barmen che vi entra in vantaggio nei confronti di Bassù ZS, Tornado del Vento in mezzo alla pista, Zala Barmen se ne va per fatti propri, era messo troppo bene lì, vince nettamente, mentre c'è lotta strenua per il secondo posto con sul palo Aldebaran Rob e Bassù ZS perfettamente apparigliati, e qui bisogna andare dal giudice di arrivo. Vince Zala Barmen, Alessandro Fonte, Massimo Trevellin, i colori della Pierre Robi. La vittoria del figlio di Igor Fonte in percorso di testa, successo molto agevole. D'altronde in categoria G Zala Barmen non c'era mai stato. La foto per il secondo è millimetrica tra Bassù ZS e Aldebaran Rob. Bisogna necessariamente andare dal giudice d'arrivo con i due che sono assolutamente apparigliati. Foto micidiale.